abbiamo subito 2 furti in 2 mesi e poi il vicino proprio l'altro giorno si è trovato praticamente gli oscuri, stavano staccando gli oscuri svitando le viti. Quanti qui avete subito un furto in casa? Beh, io ne ho subito uno e uno l'ha subito mia suocera. Sono i volti e le voci terrorizzati dalla gente della Gazzera. Dopo i furti di giovedì scorso siamo tornati ai condomini Mimose e Azalea in via Seggiano, vicino al liceo Morin. Qui ladri e predoni la fanno da padroni da tempo. Svaligiano case, garage, box, negozi e contro di loro si chiede il ritorno delle ronde, ma stavolta armate, come domanda il pluriderubato tabaccaio Michele. Io ne ho subiti 6, per cui io consiglierei una cosa sola, la ronda di quartiere. 2 persone armate che girano tutta la notte per il quartiere. Secondo me è l'unico sistema per debellare i furti. Questa ragazza che si è trovata faccia a faccia con i ladri li ha denunciati, fornendo pure il loro identikit ai poliziotti. Ora ha paura e la sua faccia non può mostrarla, ma parla e racconta a ruota libera. E li ho anche visti uscire dalla finestra di casa mia. Stavo rientrando dal lavoro alle 7 di sera. Quelle poche cose che potevano rubarmi erano tutti ricordi. Regali e ricordi. Sei violentato dalle cose più intime, nella tua sfera più privata, e non vivi più tranquillo, questo sicuramente. Siamo un po' preoccupati, forse ci vorrà più vigilanza anche da parte, dicono che, come si chiamano quelli di quartiere? Che vanno Controllo a del vedere. vicinato. Sì, è un palliativo questo, dovremmo avere più sicurezza da parte delle forze di polizia. Gente come Lucia che, per quanto stremata dai malviventi, nella sua apparente fragilità invoca l'uso delle armi come legittima difesa. La seconda volta, quando ho aperto la porta, ho visto che ovviamente erano passati un'altra volta, non ci ho pensato su e sono corsa dentro, per cui se li beccavo probabilmente. Poi il discorso, no, di difendersi, di potersi difendere a casa propria.